Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi voglio leggervi un racconto di Louise Alcott, che è la scrittrice che ha scritto Piccole donne, che sicuramente tutte le signore ricordano di aver letto da ragazze. E questo racconto parla di una ragazza inglese, giovane e bella, molto ricca, che rimane orfana e quindi va ad abitare dai suoi parenti in America. E il racconto inizia proprio quando lei arriva dai suoi parenti americani. Il racconto si intitola La scelta di Kate. Allora, che ne pensate di lei? Io penso che sia una persona molto cara e non si dà aria per niente con tutti i soldi che ha. Una vera piccola gentildonna, sempre così bella. Mi ha dato tanti baci e non mi dice mai di togliermi di mezzo, perciò mi piace. In piedi dinanzi al fuoco, fratelli e sorelle ridevano tra loro, mentre la piccola May chiudeva il coro di elogi menzionando queste virtù straordinarie. Era Kent ad aver posto la domanda e ora sembrava soddisfatto che la nuova cugina appena arrivata dall'Inghilterra per abitare da loro andasse a genio a tutti. Avevano tanto sentito parlare di Kate e si erano parecchio compiaciuti del fatto che abitasse in una bella casa, fosse così ricca e mandasse loro bellissimi regali. Ora all'orgoglio s'aggiungeva la compassione, perché Kate era orfana e la sua ricchezza non bastava a ricomprare i genitori che aveva perso. Avevano aspettato con impazienza il suo arrivo, le avevano dato un benvenuto molto caloroso e, dopo aver dedicato un'intera giornata a farla sentire a casa sua, al tramonto stavano confrontando le loro opinioni, mentre Kate chiacchierava tranquilla con mamma. Spero che deciderà di abitare da noi. Sapete che potrebbe anche andare dallo zio che le piace di più, disse Kent. Noi siamo i più vicini alla sua età, a differenza degli altri cugini. Papà è lo zio più anziano, quindi ritengo che resterà da noi, aggiunse Milly, la figlia quattordicenne. Silenzio, arriva! Gridò Milly, e il vivace chiacchiericcio si spense in un silenzio assoluto. Entrò allora una ragazza di 15 anni, dall'aria fresca e dagli occhi chiari, che guardò il gruppo seduto sul tappeto e si soffermò, chiedendosi se la sua presenza fosse gradita. Vieni pure, disse Fred con voce incoraggiante. Disturbo forse? Chiese lei. Oh, cara, no, stavamo solo chiacchierando, rispose Milly. Mi sembra che vi steste divertendo, disse Kate, non sapendo di preciso che dire. Stavamo parlando di te, cominciò la piccola May. Con un cenno Frank la interruppe. Ma che dici? Sì, stavamo parlando di Kate ed eravamo tutti d'accordo che ci piace, così non fa niente se lo dico. Sei molto gentile, disse Kate, con un'aria così compiaciuta che i ragazzi perdonarono la rude franchezza di May. Sì, e speravamo che tu ci trovassi simpatici e restassi qui, aggiunse Kent. Credo che abiterò con tutti gli zii a turno e poi deciderò, rispose Kate. Papà voleva così. Queste parole le fecero tremare leggermente le labbra, perché suo padre era l'unico genitore che riuscisse a ricordare e che per questo le era sempre stato insolitamente caro. A casa tua avevi un calesse con un pony, vero? Aggiunse Frank, ansioso di saperne di più. A casa di mia nonna, sì. Sai, non avevo che quella di casa, rispose Kate. Qual è la prima cosa che compreresti con i tuoi soldi? Chiese May, che sembrava decisa a fare solo domande fuori posto. Comprerei una nonna se potessi. E Kate fece insieme un sorriso e un sospiro. Che buffo, disse May. Abbiamo una nonna che vive lontano in campagna, ma non pensiamo tanto spesso a lei. Davvero? Disse Kate, che si girò svelta, molto interessata. Sì,
La mamma di papà è molto vecchia, aggiunse Milly. Papà le scrive di tanto in tanto e mamma a Natale le manda sempre degli auguri. Non sappiamo molto di lei. Infatti l'abbiamo vista solo una volta, tanto tempo fa, ma ci sta molto a cuore. Forse andrò a trovarla, disse Kate con un sorriso. Non posso farcela senza una nonna. Ditemi tutto quello che sapete di lei. È una persona gentile? Sappiamo solo questo. È un po' malandata e vive nella vecchia casa in cui crebbe papà. Ha una donna di servizio che si chiama Dolly e questo è tutto quello che so di lei. Molly era mortificata di non poter dire molto di più su quanto la cugina sembrava trovare tanto interessante. Kate sembrò sorpresa, ma non disse nulla e rimase a guardare il fuoco con aria meditabonda, mentre cercava di rispondere a una domanda che per troppa educazione non faceva. Com'era possibile avere una nonna e saperne così poco? In quel momento suonò la campanella del tè e tutti scesero in frotta per le scale ridendo. Kate non disse molto di più ai cugini, ma tenne a mente la conversazione e nella sua testolina così determinata formulò un piano. Seguendo il desiderio di suo padre, avrebbe vissuto per un po' con la famiglia di ciascuno dei suoi 4 zii, in attesa di decidere in quale avrebbe stabilito la sua dimora. Tutti erano ansiosi di averla, gli uni per il suo denaro, gli altri perché il suo bisnonno era stato un lord, gli altri speravano di assicurarsi la sua mano per il figlio di un amico stretto, mentre la quarta famiglia, la migliore, le voleva bene e basta. Erano, come si suol dire, persone degne, indaffarate, ambiziose e benestanti. Tutti, vecchi e giovani, avevano perso la testa per la brillante, graziosa, generosa Kate. Ogni famiglia non vedeva l'ora di ospitarla, era un po' gelosa delle altre e non vedeva l'ora di sapere quale avrebbe scelto. Ma quando fu un momento buono, Kate li sorprese tutti, dicendo con tono deciso: «Vorrei incontrare la nonna prima di decidere. Avrei forse dovuto farle visita da subito, visto che è così vecchia. Credo che papà avrebbe voluto così. In ogni caso, sento che devo renderle omaggio prima di decidere dove stabilirmi». Alcuni cugini più giovani risero a quest'idea. Anche gli zii rimasero sorpresi, ma furono d'accordo nell'assecondare di buon cuore quel suo capriccio. Lo zio George, il più anziano, disse con voce morbida: «Mia cara, devo avvertirti, sarà una cosa tremendamente noiosa. Troverai solo 2 vecchie signore e una cittadina di campagna immersa nel silenzio. Niente svaghi, niente compagnia. Non vorrai restarci a lungo, te lo assicuro io». «La noia non mi farà nessun effetto se avrò la fortuna di incontrare la nonna», rispose Kate. «Forse le farà piacere vedermi, perché molti dicono che assomiglio molto alla mia mamma, Anna, che era sua figlia». Lo zio George disse: «Credo che sarà proprio così, anzi ne sono certo. Ora che lo dici, mi viene in mente che posso venire con te anch'io, che posso rendere omaggio a mia madre, come hai detto tu con tanta finezza». «Oh mio Dio, ma io vorrei farle una sorpresa e averla tutta un po' e averla per un po' tutta per me. Ti dispiace davvero se ci vado da sola? Tutti voi, se volete, potete venire più tardi», rispose Kate. «Naturalmente faremo come dici tu», rispose lo zio George. «So bene che porterai il sole nella vita della nostra vecchia mamma, come l'hai portato nella nostra. Non la vedo da un anno, ma so che sta bene, è in buone condizioni e che Dolly le fa la guardia come un drago. Portale un abbraccio da parte mia, cara Kate, e dille che quello che le stiamo mandando le piacerà 1000 volte di più del miglior tè, della migliore cuffia da notte o del più bel soriano che mai le abbia fatto le fusa». Così, malgrado le proteste dei cugini, Kate partì di buon grado a trovare la nonna,
a cui nessun altro sembrava dare l'importanza che le dava lei. Il nonno era stato un agricoltore e aveva vissuto contento in quel vecchio podere fino alla morte, ma i suoi 4 figli volevano qualcosa di meglio e perciò uno dopo l'altro erano partiti per cercare la propria strada nel mondo. Ognuno di loro aveva lavorato sodo, si era fatto una posizione e, appena possibile, aveva dimenticato la vita noiosa vissuta nel vecchio podere che avevano lasciato. Tutti erano bravi ragazzi a modo loro e ciascuno avrebbe offerto alla madre ospitalità in casa propria se lei avesse voluto spostarsi. Ma la nonna era attaccata alla vecchia casa, alla vita semplice e al suo modo tranquillo. Li aveva ringraziati riconoscenti, ma aveva deciso di restare nella vecchia fattoria, vuota, solitaria e anche brutta in confronto con le belle case in cui vivevano i suoi figli. A poco che gli uomini così indaffarati avevano in apparenza dimenticato la vecchia madre silenziosa e paziente, che passava i suoi anni pensando a loro, con il desiderio di vederli e di conoscere i loro figli, sperando che un giorno si sarebbero ricordati di lei e di quanto li aveva amati. Di tanto in tanto uno dei figli le faceva una visita frettolosa e tutti le mandavano regali, che per lei valevano molto meno di uno sguardo affettuoso, di un'ora di compagnia rispettosa e cordiale. Se mai mi voleste, mandate a dirlo e verrò. Oppure, se mai aveste bisogno di una casa, ricordate che il vecchio podere è sempre aperto e voi siete sempre benvenuti, aveva detto loro la buona vecchia signora. Ma loro non sembravano aver mai bisogno di lei e si fecero vedere così di rado che la donna concluse che il vecchio podere evidentemente non conservava per loro nessun ricordo piacevole. Non fu facile, ma la mite vecchietta sopportò con pazienza e visse la sua vita solitaria in modo silenzioso e attivo, con la fedele governante Dolly che la serviva, amava e sosteneva. Anna, l'unica femmina, madre di Kate, si era sposata giovane, si era trasferita in Inghilterra e morendo prematuramente aveva lasciato l'unica figlia al marito e alla famiglia di lui. La piccola Kate era cresciuta con loro, sapendo ben poco dei suoi parenti americani. Kate quindi andò dalla nonna. Alla fine del suo lungo viaggio si avvicinò alla vecchia casa con un palpito di speranza e di curiosità. Lasciato il bagaglio alla locanda e accompagnata solo dalla governante Bessie, Kate salì lungo la strada del villaggio e, fermandosi al cancello, guardò con attenzione la casa in cui era nata sua madre. Kate notò che tutte le finestre del piano di sopra avevano delle tendine, sicché la casa sembrava mezza addormentata. A una delle finestre del piano terra intravide un maestoso gattone che strizzava gli occhi al sole. Proprio lì accanto e al di là delle finestre fu certa di vedere una cuffia, una di quelle vecchie cuffie da nonna con il fiocchetto nero sul dietro. Qualcosa nell'aspetto solitario della casa e nella malinconica forma di quella cuffia spinse Kate ad accelerare il passo e battere con ansia sulla porta il vecchio batacchio. Una vispa donnetta anziana si affacciò, come colta di sorpresa da quel suono. Kate, sorridendo, domandò: «Mrs. Covey abita qui?» «Sicuro, mia cara», disse la donna, «vieni pure dentro». Quindi, spalancando la porta, fece strada verso il lungo e ampio ingresso e annunciò alla padrona a voce bassa: «Signora, una bella ragazza è venuta a farle visita». «Mi piacerebbe tanto vedere una faccia giovane, Dolly. Chi è?» chiese lei con tono gentile. Prima che Dolly potesse rispondere che non conosceva la visitatrice, Katie si fece avanti verso la vecchia signora con le mani tese. «Nonna, non indovini?» domandò. La prima vista del caro volto di sua nonna era bastata per conquistarle il cuore.
Sollevando gli occhiali, la nonna la scrutò per un momento, poi spalancò le braccia senza dire una parola. Nel lungo abbraccio che seguì, Kate fu certa di essere la benvenuta nella casa che desiderava. Come somiglia alla mia Anna, questa allora è la sua bambina, Dio ti benedica, cara, sei stata così buona a venirmi a trovare, disse la nonna quando l'emozione le passò e fu in grado di riprendere a parlare. Ma nonna, appena ho saputo dove trovarti, non ho potuto resistere all'impulso di venirti a incontrare. Ora so già che voglio restare qui finché tu mi vuoi, disse Kate, carezzando con affetto la mano di sua nonna. Allora non partirai mai, perché io voglio che tu rimanga qui per sempre, le assicurò la nonna. Ora raccontami tutto. È come se un angelo venisse a trovarmi senza preavviso. Siedi qui vicino e assicurami che questo non è uno dei sogni che mi invento ogni tanto per confortarmi quando mi sento sola. Kate si sedette su una seggiolina ai piedi della nonna e, appoggiandosi alle sue ginocchia, le raccontò la sua breve storia per intero. Per tutto il tempo la vecchia signora si riempì gli occhi della vista di quel viso fresco, ascoltò la musica dell'amabile voce della ragazza e avvertì la felice carezza che fosse stato e avvertì la felice certezza che fosse stato Dio a mandarle quel dono meraviglioso. Kate passò una lunga giornata felice, parlando e ascoltando, guardando la sua nuova casa e, con suo gran piacere, godendosi le attenzioni che le riservavano le due anziane donne. I suoi occhi non ci misero molto a leggere la verità della vita solitaria della nonna e il suo cuore caloroso fu presto invaso da un tenero affetto per lei. Kate decise di dedicarsi a rendere felice sua nonna nei pochi anni che le rimanevano, perché tutti a 80 anni dovrebbero avere la benedizione dei figli che li amano. A Dolly e alla signora sembrava proprio fosse arrivato un angelo, un genietto canterino, sorridente, chiacchierino, che danzava qui e là per la vecchia casa silenziosa, risvegliando echi di allegria e illuminando ogni stanza in cui mettevano piede. Le due donne si affezionarono presto anche a Bessie, che ricambiava il sostegno che le davano occupandosi di lei. Kate aprì tutte le finestre e lasciò entrare il sole, dicendo che doveva capire quale stanza le piacesse di più prima di scegliere dove stare. Suonò il vecchio piano, che rantolò stridendo, tutto scordato, ma nessuno se ne fece un problema, perché la voce della ragazza era dolce come quella di un usignolo. Invase la sacra cucina di Dolly quanto e come le piacque, deliziando la vecchietta con lodi alla sua bravura e chiedendole di insegnarle tutto quello che sapeva. Prese possesso del piccolo salotto della nonna e lo rese così accogliente che la vecchia signora ebbe l'impressione di essere capitata nel salotto di qualcun altro. Come per magia apparvero poltrone imbottite, poggiapiedi rivestiti di pelliccia, morbidi tappeti e impalpabili scialli caldi. Kate non ebbe mai l'impressione di essere sola. Di rado desiderò altra compagnia e giorno dopo giorno si consolidò nell'idea che in quella casa avrebbe trovato l'affetto di cui aveva bisogno e avrebbe potuto fare il bene che sperava di fare agli altri. Dolly e Bessie si intendevano alla perfezione. Ciascuna cercava il modo migliore di cantare le lodi della piccola Kate e di viziarla, assecondando senza troppe storie ogni suo capriccio. Erano davvero una famiglia felice. I noiosi giorni di novembre passarono così veloci che prima che se ne rendessero conto arrivò Natale. Tutti gli zii avevano scritto per chiedere a Kate di trascorrere le vacanze con loro, sicuri che per quell'epoca lei avrebbe desiderato qualcosa di nuovo. Ma lei aveva risposto a tutti di no, ringraziandoli per i gentili inviti. Desidero stare con la nonna, aveva detto, perché lei non ha nessun altro con cui far festa. Gli zii insistettero, le zie consigliarono, i cugini punzecchiarono, ma Kate declinò ogni offerta,
pur senza offendere nessuno, perché aveva avuto una grande idea e aveva deciso di realizzarla con l'aiuto di Dolly e Bessie. La nonna non sospettò mai di nulla. Stiamo preparando una festicciola di Natale fra noi e non devi sapere niente fino a che non è tutto pronto. Quindi stai tranquilla in poltrona e lasciami trafficare come voglio. So che non ti dispiacerà e penso che apprezzerai molto il mio progetto una volta che sarà realizzato, disse Kate, quando la vecchia signora le domandò a che cosa stesse pensando tanto intensamente. Molto bene, cara, fa tutto quello che vuoi, io sarò contenta, soltanto non stancarti troppo, disse la nonna. Su nella sua stanza Kate scriveva una grande quantità di lettere e mandava in città tanti ordinativi che Bessie ben presto dovette arrendersi. In risposta arrivarono molte altre lettere e Kate le leggeva attentamente una per una con un'aria di pura felicità. Le lettere le portava al fattorino, il quale passava così spesso che il cancello fu lasciato aperto e sul prato rimasero le tracce della sua slitta. I negozi del villaggio erano saccheggiati da Miss Kate, che visitava magazzini di nastri, giocattoli, noccioline e ogni tipo di cose deliziose. Così arrivò il giorno di Natale e Katie si comportò in una maniera davvero molto strana. Vieni in chiesa con me stamattina, nonna, è tutto a posto. Una slitta coperta sta venendo a prenderci. Andare in slitta è bello, la chiesa è tutta addobbata per le feste, devo fare in modo che tu la veda. Ti avvolgo in una bella pelliccia e andiamo a dire insieme le preghiere, come brave ragazze, d'accordo? Disse Kate, che aveva un palpito insolito negli occhi luccicanti, gran sorrisi sulle labbra e i piedi inquieti come se danzassero da soli. Verrò ovunque tu voglia, cara, rispose la nonna. Partirei domani stesso per l'Australia, se tu mi volessi con te. Così andarono in chiesa. La nonna fu contentissima perché ebbe molte benedizioni di cui ringraziare Dio, anzitutto il dono di una nipote rispettosa e amorosa. Katie cercò di restare in silenzio, ma i suoi strani palpiti non si calmarono, anzi sembrarono accentuarsi sempre di più con il passare del tempo. Continuarono a crescere tornando a casa e quando la nonna rientrò sana e salva nel piccolo salotto, le mani di Katie si misero a tremare, al punto che a stento riuscì a stringere i lacci della cuffia della vecchia signora. Dobbiamo dare uno sguardo al salotto grande, è tutto addobbato, i miei regali sono lì dentro, è pronto. Dolly? Chiese Kate appena apparve la cara vecchia cameriera con un'aria euforica. Siamo stati in silenzio così a lungo che la povera Dolly non sa come cavarsela in mezzo a un po' di allegria, disse la nonna sorridendo alla sua amata aiutante. Dio ci benedica, mia cara signora, è tutto così bello e, come devo dire, sorprendente. Ho come l'impressione che ci aspettino altri miracoli, rispose Dolly, asciugando una vera lacrima con il suo grembiule più bello. Vieni, nonna, insistette Kate offrendole il braccio. Hai un'aria così dolce e adorabile, aggiunse, sistemando la morbida sciarpa di seta intorno alle spalle dell'anziana signora e baciandole la vecchia faccia tranquilla che la guardava raggiante da sotto la nuova cuffia da giorno di festa. Attraversarono l'ingresso, ma alla porta Kate si fermò e disse, con uno sguardo che la nonna non avrebbe mai dimenticato: «Spero di aver fatto tutto come si deve. Spero che il mio regalo ti piacerà e che non lo considererai eccessivo per te. In ogni caso, ricorda che intendevo farti piacere e offrirti la cosa che tu desideravi e sognavi da tanto, mia dolce nonnina. Mia buona bambina, non temere, mi piacerà qualunque cosa tu faccia e grazie per le tue premure, rispose la nonna. Ma cos'è questo strano rumore? Senza aggiungere una parola, Kate aprì la porta e fece entrare la nonna. Solo un passettino o due, poi la signora si fermò un istante e si guardò intorno, come se non riconoscesse il suo stesso salotto buono. E c'era da aspettarselo, dato che era pieno di gente, e che gente! Quando lei entrò,
Tutti i suoi figli, le loro mogli, i loro figli si alzarono in piedi e le andarono incontro salutandola sorridenti. Lo zio George si alzò a baciarla dicendo con voce spezzata: «Buon Natale, mamma!» E tutti fecero eco a quelle parole con un coro affettuoso che le arrivò dritto al cuore. La povera nonna non riuscì a reggere e si sedette sulla poltrona grande, tremando e singhiozzando come una bambinetta. Kate si chinò su di lei, temendo che la sorpresa fosse stata troppo forte, ma la gioia uccide di rado, e adesso la vecchia signora s'era abbastanza calmata da guardarsi intorno e a dare a tutti il benvenuto, tendendo le mani deboli e dicendo con voce rotta e pur calorosa: «Dio vi benedica, figli miei, questo sì che è davvero un buon Natale. Ora raccontatemi tutti cosa state facendo e ditemi come vi chiamate, perch'io mi ricordo sì e no la metà dei vostri nomi». Allora lo zio George spiegò che era stata tutta un'idea di Kate e che lei era riuscita a mettere tutti d'accordo, parlando a favore della nonna in modo così eloquente che ogni altro progetto fu abbandonato. Erano arrivati mentre lei era in chiesa e si erano trattenuti, sia pure a fatica, dal desiderio di farsi vedere anzitempo. «Ti piace il mio regalo?» sussurrò Kate, finalmente calma e felice, ora che la sorpresa era riuscita così bene. La nonna rispose con un bacio silenzioso, che diceva molto più delle parole più calorose. E allora Kate mise tutti a proprio agio, portando i bambini uno a uno a presentarsi alla nonna con qualche parola affettuosa. Appena furono esaurite queste dichiarazioni di affetto, Dolly e Bessie portarono la cena in tavola e la processione, capitanata dalla nonna, orgogliosamente accompagnata dal figlio maggiore, sfilò verso la sala da pranzo, dove un convivio come quello non si vedeva da anni. Anche la cena fu spettacolare. Ciascuno servì abbondantemente di tutto. Si rise e si chiacchierò, si raccontarono storie e si cantarono canzoni. L'affetto che tutti mostrarono verso la nonna fu per lei quasi troppo forte da reggere. Andare a letto quella notte fu il più bello di tutti i divertimenti, perché, sebbene la sistemazione che Kate aveva studiato fosse un po' strana, tutti l'apprezzarono moltissimo. Le stanze erano molte, ma non abbastanza perché ciascuno ne avesse una per sé. Così alle zie e agli zii toccarono 4 camere grandi. I ragazzi vennero sistemati nella grande stanza dei giochi dove ardeva un grande camino e sul pavimento erano stati allestiti dei letti. La nursery fu riservata alle bambine e le piccole si sparpagliarono ovunque si trovasse un angolino abbastanza comodo. La nonna, nella sua stanza accogliente, sedeva ascoltando quell'allego trambusto, con un sorriso sul volto, perché sembrava fosse ritornato il passato. Era come se i suoi figli e figlie se la stessero ancora spassando nelle stanze sopra la sua testa, come avevano fatto 40 anni prima. «È tutto così bello, non riesco ad andare a letto, Dolly, perché mi perderei qualcosa di questo spettacolo. Andranno via domani e può darsi che non li riveda più», disse, mentre Dolly le allacciava la cuffia da notte e le portava le pantofole. «Ma sì che li rivedrà, signora. Quella brava ragazza ha reso tutto tanto bello che nessuno di loro riuscirà a star lontano. Se metteranno in pratica anche solo la metà dei piani che hanno pensato, li vedrà sicuramente ancora. Mr. George vuole tornare a passare l'estate. Mr. Tom dice che manderà i suoi figli a scuola qui. Ogni ragazza ha promesso a Kate di venire a farle una lunga visita. Non sarà mai più sola, signora». «Grazie a Dio», esclamò la nonna chinando la testa, per riconoscere che aveva ricevuto una gran benedizione. «Dolly, voglio andare a vedere quei ragazzi. Mi sembra un sogno averli qui, tanto che voglio essere sicura che sia vero». «Oh, buon Dio, signora», protestò Dolly, «non fate le scale da mesi. I ragazzi sono a posto, dormono al caldo e tranquilli». Ma la nonna volle andare lo stesso.
Così Dolly le porse un braccio e insieme le due care amiche salirono per la vasta scala per dare una sbirciata da quei bambini così preziosi. La stanza dei ragazzi sembrava un accampamento di guerrieri che riposavano stanchi dopo una vittoria e la nonna si ritirò ridendo dopo aver passato fieramente in rassegna quel promettente campione della generazione più giovane. La cameretta delle ragazze era come un piccolo convento, pieno di rose e monache che dormivano tranquille. Gioie mie, sospirò la nonna, soffermandosi a guardarli con sguardo d'amore e a coprire un paio di piedini rosei, a scossare una massa di riccioli e a baciare una boccuccia che ancora sorrideva nel sonno. Ma quando arrivò nell'angolo dove dormiva Kate, gli occhi della vecchia signora si riempirono di tenere lacrime. Dimenticando le giunture irrigidite che si piegavano solo a fatica, si inginocchiò lentamente e mettendo le braccia attorno alla ragazza la benedisse in silenzio per la felicità che aveva dato a un vecchio cuore. Kate si svegliò subito e si tirò su, esclamando con un sorriso: «Ma nonna, stavo sognando un angelo e tu ne hai proprio l'aria, con il tuo vestito bianco e i capelli d'argento». «No, cara, sei tu l'angelo di questa casa. Come potrei mai fare a meno di te?» rispose la signora, tenendosi stretto quel tesoro che era arrivato da lei tanto tardi. «Non sarà mai più necessario, nonna, perché ormai la mia scelta l'ho fatta». Bene, spero che il racconto vi sia piaciuto e spero che anche per voi possa arrivare un buon Natale, un bel Natale. Vi faccio tanti auguri con tutto il cuore. Vi abbraccio, un abbraccio pieno d'affetto, pieno di calore, pieno della gioia del Natale. A presto, cari amici.